Uno dei termometri per misurare la salute di un quartiere è quello del commercio, in questo caso la vendita di un alimento primario da molti utilizzato nella dieta, ovvero il pane. Il rione storico di Castello a Cagliari c'è un panificio in via La Marmora da 10 anni rilevato da Simone D'Angiolella. 10 anni fa all'esordio, qual è oggi l'aria che tira qui nel rione? Eh, diciamo che i problemi sono rimasti più o meno gli stessi da che ho iniziato, problemi di viabilità, problemi di questo tipo, insomma. Però il centro storico è questo, voglio dire, non possiamo pretendere più di tanto. Il Castello lavoro, è il rione meno popolato di Cagliari, quindi la vostra base fissa, forse anche unica della clientela, è rappresentata appunto dai residenti. pochi residenti, alcuni studenti, insomma, lavoratori che stanno qua in quartiere, ma io per la maggior parte lavoro con gli esterni, con i clienti esterni, forniture esterne. Però tutto sommato diciamo che si lavora bene. Che cosa si potrebbe fare, che cosa potrebbero fare le istituzioni, soprattutto per il rione di Castello? Beh, valorizzarlo in qualche modo, cercando di creare qualche attrazione per i turisti, insomma, per far arrivare persone. Già qualcosa si è visto negli ultimi anni con i croceristi, c'è un movimento di persone non indifferente, questo sì, rispetto a quando ho iniziato io. Però aspetta, con i turisti non si lavora tanto, almeno col panificio. Però è bello vedere gente, vedere il quartiere che viene visitato, che si guardano comunque il quartiere, la Cagliari Vecchia. E il comune come potrebbe fare? Magari pedonalizzando una parte del rione, potrebbe essere questa una soluzione? Sì, potrebbe essere. Si potrebbero fare delle prove come è stato fatto in via Roma. Io non so se poi questa potrebbe essere la soluzione giusta, però si potrebbe provare. Io credo che ci sia questa intenzione, non so se sia così, però si potrebbe fare una prova, credo. A livello di rione voi vi sentite isolati rispetto al resto di Cagliari? Sì, un po' ghettizzati sì, perché per via del transito dei veicoli è difficile passare, anche sì, per l'attività come la mia, riuscire a portare le merci, i mezzi non riescono a passare perché per via dei vari ponteggi, la chiusura della strada verso Piazza Costituzione, i lavori ultimati non si capisce perché non la riaprono, ci sono delle ipotesi che vengono fatte, ma non so se siano A 10 quelle anni dal reali. tuo esordio qua, da 1 a 10, che voto dai alla tua esperienza di imprenditore nel rione di Castello? Beh, a me il quartiere piace, il centro storico piace, è bello avere rapporto, si crea questo rapporto con la gente del posto, di amicizia, un rapporto di vicinato, insomma siamo anche un punto di riferimento, la gente viene qua, ci passa quella mezz'oretta, si fa due chiacchiere, è bello, è Quindi bello. voto da 1 a 10?